Siamo al punto che la Comunità Europea ha condannato l'Italia per non aver applicato il regime delle quote latte. Questa è la verità, non per non aver recuperato i soldi dagli allevatori, come purtroppo viene detto. Racconta così il presidente degli allevatori Cospa l'ennesimo capitolo della vicenda quote latte. Una storia lunga 20 anni, tanti ne sono passati da quando sono state girate queste immagini. Mancimuglio è il letame sparato contro lo Stato, rappresentato dalle forze di polizia. Lo stesso Stato che dopo mediazioni, ricorsi e rateizzazioni ora dovrà, su pressione dell'Unione Europea, chiudere definitivamente la vicenda. Un fronte caldo, con gli allevatori che non intendono recedere dalla posizione che vede lo Stato e non gli agricoltori sul banco degli imputati. L'Italia, tramite l'AGEA e l'AIMA, a suo tempo ha mandato in Comunità Europea dati sui quali non sono stati fatti i controlli necessari e dovuti da parte dei regolamenti comunitari. Abbiamo trasferito in Europa i dati di stalle che hanno prodotto latte senza avere le vacche. Questo ha generato uno sforamento della quota nazionale e il pagamento di queste multe. Ecco perché il COSPA continuerà la battaglia per non pagare. Noi non dobbiamo neanche un euro alla Comunità Europea, è la Comunità Europea che deve 4 miliardi di euro al settore primario italiano e questa è la battaglia da fare. Diversa la posizione dell'Associazione Produttori Latte del Veneto, con il presidente che per primo ha sanato lo sforamento delle quote. Apro aveva sempre avuto l'idea della legalità, per cui i nostri soci in gran parte, se non la totalità, in qualche maniera hanno rateizzato sia la prima di Alemanno che con la seconda di Zaia e credo che ci siano pochi problemi. Non riesco a capire quanti possano essere ancora gli allevatori che hanno ancora delle pendenze. Mi dà da pensare comunque che in tutti questi anni anche la politica doveva essere un po' più presente e capire quello che stava succedendo. Per chi non sanerà ci sarà comunque la trattenuta dei contributi da parte di Agea e AIMA, sottolinea il presidente, che sulla situazione attuale suggerisce. Io credo che ogni situazione vada analizzata caso per caso perché è difficile dare consigli in determinate situazioni, perché qua le situazioni economiche delle aziende le conosciamo solo noi che siamo del settore e che effettivamente sappiamo con quanta difficoltà ogni giorno ci troviamo ad affrontare il mercato.